Come genere la maggior parte dei gruppi suonano punk hardcore. Ci rifacciamo un po' al punk hardcore italiano anni '80. Cioè, ognuno ha la sua filosofia di vita e il suo modo di autoprodursi e tutto quanto. Musicalmente si parte dalla registrazione fatta in casa, portata ai concerti e data a mano, non venduta o comunque data a case discografiche, è più una cosa di scambio. Per esempio in certi concerti dove magari il pubblico rappresenta una cinquantina, sessantina di persone, ci troviamo con ventina di polizia e magari anche i cellulari della polizia, quasi come a voler intimidire. I canzanecchi hanno cambiato il modo di fare musica in Sardegna o almeno in questa zona. Non so se hanno cambiato, però sicuramente sono state molto importanti. Non tanto nella tipologia musicale, ma quanto nel dimostrare che con delle idee chiare, con una carica emotiva importante, riesci ad arrivare ad avere dei risultati all'inizio inimmaginabili. Insomma. Secondo te questi testi hanno aiutato un po' a creare una coscienza politica in Sardegna? A livello giovanile secondo me sì, perché c'era molta disinformazione tra i ragazzi di quelle che erano le problematiche militari o sociali che si viveva. Il rock è sempre stato un grande tramite per la diffusione delle idee.